Questo parcheggio a Jesolo è diventato simbolo della prostituzione. Ogni notte, nonostante i controlli e i provvedimenti, qui è un via vai di lucciole e clienti. Ed è proprio in questa zona che è stato sistemato uno dei gazebi della Lega Nord. L'appello ai cittadini riguarda non solo la legge Merlin, ma punta a cancellare la riforma Fornero, i concorsi per immigrati, la legge Mancino ed infine abolire le prefetture. Sono 1300 gazebi che da domani e domenica saranno presenti nelle tradizionali piazze dove la Lega di solito fa i gazebi, ce ne sono 20 nella Venezia orientale, una ventina nel Veneto orientale e si alterneranno fino al 28-29 giugno per raccogliere queste 500.000 firme. I moduli per poter firmare si possono trovare anche in tutti i municipi, ma questa raccolta firme non riguarda solo la Lega Nord e i leghisti, tengono a precisare i promotori dell'iniziativa. Noi ci aspettiamo che ad esempio il sindaco Orsoni di Venezia venga a votare e sostenere questi elementi e come ce l'aspettiamo anche dal primo ministro Renzi, perché se insieme vogliamo dare risposte concrete e oggettive senza colore politico ai nostri cittadini, credo che da destra a sinistra tutti debbano venire in massa a firmare questi referendum. Dalla riforma Fornero, che secondo la Lega è stata deleteria sia per chi va in pensione sia per coloro che si affacciano al mondo del lavoro, fino alla legge Merlin, assolutamente da cancellare. La possibilità di votare questo referendum permetterà di riaprire le case chiuse alla fine, di dare a loro una sicurezza, di dare a loro la possibilità di pagare i contributi, pagare le tasse e avere controlli dal punto di vista sanitario, come qualunque altro imprenditore. Non passa inosservata nemmeno la questione delle prefetture, considerato un costo assurdo ed inutile. Non ultimo, fra i referendum, oltre all'abrogazione della legge Mancino, anche uno stop deciso a concorsi pubblici per gli immigrati.